Parti. Allora, questa sera presentiamo il libro di Rosa Mannetta, che è qui accanto a me, che ha dal titolo Storie di una vita rubata. È stato scritto in collaborazione con altre persone, un poeta, che non sono assolutamente qui, se non lei direte il suo nome, allora Francesco Orciuli, il cui stile ricorda il tormentato Lord Byron, la dottoressa Anna Anzalone, che è presidente dell'associazione Il Faro di Montoro, e che è un'associazione di natura sociale, ad ampio spettro si occupa di problemi sociali, e la giovane Elena La Verde, che è qui accanto a me, che è una studentessa e una scrittrice emergente. Queste persone sono unite tra loro da uno spirito di solidarietà, che è proprio il fil rouge che lega il libro, e questo spirito di solidarietà, per chi mi conosce, sa che è un argomento, un tema che io affronto molto spesso, perché dico che ormai la solidarietà è proprio un ricordo del passato, ormai c'è spesso l'egoismo, si vive per se stessi e questo è un grosso male. E la presentazione è stata curata da un professore che si chiama Ciambrello Samuele, che è un professore di scienze della comunicazione. Sì. Allora, questo libro, quando l'ho letto, inizialmente mi sono trovata un po' in difficoltà nel catalogarlo, perché in realtà è tutto. Ci sono singoli racconti che narrano la disperazione del vivere moderno, ma è anche un prosimetro, perché ci sono 2 o 3 poesie, devo dire, molto profonde e anche di grande spessore. E in alcune parti assume quasi l'aspetto di un saggio appunto che fotografa la realtà sociale e che ha questa grande, secondo me, pregio di analizzare la tematica delle difficoltà del lavoro, non soltanto dal punto di vista del lavoratore, ma anche del datore di lavoro. Ecco, adesso sappiamo, basta sentire la televisione, dei suicidi dei datori di lavoro, dei proprietari di aziende sono veramente all'ordine del giorno, non so quali minuti sono stati nell'anno passato. Ecco, vorrei chiedere a Rosa come le è venuta in mente l'idea di questo libro e quanto ha attinto dalla realtà. Il libro mi è stato commissionato dall'editore, la Manuela Delfino Tetto, e mi aveva detto da tempo: noi dobbiamo scrivere un libro di denuncia sociale. Un po' perché in Campania è successo di tutto negli ultimi tempi, quindi quello che si legge sui giornali è vero, noi abbiamo varie realtà in cui c'è un forte inquinamento ambientale e le conseguenze sono quelle che si sentono, dalla Terra dei Fuochi all'Irpinia dove siamo noi. È partito da questo. Allora, un tema ricorrente, come dicevamo prima, è il suicidio, però ad ampio spettro, perché il suicidio è motivato da delusioni amorose, da disagi sociali e da delusioni come quelle molto belle di una giovane poetessa, e poi magari se ci leggi un pezzettino ti do. Come dicevo prima, delle difficoltà nel mondo del lavoro. Ecco, quanto stanno aumentando effettivamente questo fenomeno e quali sono gli strumenti che possono essere adottati per arginarlo? Diciamo che il libro nasce da storie vere. Ho raccolto un po' le storie di vita vissuta, vita veramente difficile, da nord a sud. E ho dovuto cambiare i nomi e ho messo sinonimi perché poi, vivendo anche in una piccola realtà come Avellino, la persona viene subito conosciuta oppure additata, e non è il caso. Poi c'è un'altra situazione, sono partita anche c'è la storia vera di Goffredo che è disarmante, un ragazzo che si è laureato in economia a Siena, in scienze economiche, ha cercato un lavoro, i primi tempi è stato utilizzato come un factotum, tipo varmi a prendere un caffè al bar, varmi a prendere un dolcetto, e non ha mai fatto l'architetto. Un giorno ha preso degli psicofarmaci con vari alcolici e è andato in coma. Adesso, alla fine della storia qual è? È che lui sta in una camera di ospedale e non sa che la sua è una vita rubata. Ecco, vite rubate dalla crisi, dal momento difficile, da tutto. Esatto, nel momento in cui noi ci facciamo prendere, noi donne, attualmente noi donne dell'Occidente, perché poi bisogna fare una distinzione tra quelle dell'Occidente e quelle dell'Oriente e del Nord Africa. Io conosco queste signore, qualcuna di loro si è occidentalizzata, vive come noi e in pratica ha acquisito quel modo di essere, non dico aggressivo, molto indipendente. E questa indipendenza forte, direi, a volte cozza con quella che è la quotidianità. Con la mentalità, direi, dell'uomo, perché non accetta che poi
ci sia Ma non c'è equilibrio, ecco. Non c'è La donna che diventa molto indipendente poi magari tende, come dice Elisa, a scavalcare certi canoni che poi sono classici, e quindi poi succede quello che dici tu, che l'uomo non vuole questo tipo di prevaricazione, e quindi inizia quello che è la rottura, il litigio. E da pochi giorni quella signora giovane marocchina che è stata accoltellata dall'ex marito, che poi si era invaghito di una sedicenne svizzera. Ecco qua. Anche qua succede il paradosso. La minorenne svizzera è innamorata del marocchino, che poi accoltella la moglie perché la vede come uno Stato. Anche in questa società, diciamo, medio orientale succede anche questo. Comunque posso dire che la carità non si è avuta ancora, perché si parla ancora di quote rose, non si dovrebbe parlare di quote rose. Si parla della parità anche... Le quote rosa. Le quote rose. Noi parliamo Sì. ancora di quote rose. Questa è una discriminazione che facciamo per l'ennesima volta alla donna. E poi non è vero che la donna è autonoma, a volte prevarica, ma spesso si trova in collisione col marito perché ha una mentalità a cui non si è ancora abituato e non riesce a vedere sua moglie, la sua compagna o la sua fidanzata artefice della sua vita. Purtroppo noi abbiamo ancora esempi, almeno nel profondo sud, ma anche nei paesini, dove la donna viene ancora concepita come comunque succube dell'uomo, perché l'uomo deve essere il capofamiglia, però questa cosa è stata comunque già da tempo cambiata, cioè nell'arco della famiglia non si può più parlare. È cambiata, ecco questo mi chiedo, ma è È cambiata cambiata, però veramente? è anche l'uomo che non prende coscienza che questa cosa è reale. Allora vorrebbe sempre la donna a un gradino sotto, perché se no io non capisco perché parliamo ancora di quote